E sono soprattutto i temi economici l'argomento della campagna elettorale delle altre forze politiche. Sentiamo Simona Burattini. È una campagna elettorale per le europee, eppure di Europa si parla pochissimo. È il segretario dell'Italia dei Valori Messina a sostenere che invece bisogna parlare di programmi e contenuti ed evitare risse e insulti. Dunque attenzione ai temi del lavoro e per questo oggi sit-in dell'Italia dei Valori per chiedere al governo di finanziare i milioni di giovani che stanno provando a reagire alla crisi tramite una propria attività. Noi dell'Italia dei Valori vogliamo pensare ai 3 milioni e mezzo di partite IVA in Italia. Sono giovani che non vengono nemmeno presi in considerazione, spesso lavori dipendenti mascherati. Bene, noi riteniamo di dare ad ogni partita IVA che guadagna meno di 26.000 euro 100 euro al mese. Troviamo anche i soldi. I soldi sono nel Fondo Unico Giustizia, fondi confiscati alla mafia.